Buon pomeriggio, vigilia di Pasqua, quindi domani non è detto che ci vediamo perché si festeggia a casa, mi raccomando, a casa, quindi domani vi lascio tranquilli. Quindi per augurarvi buona Pasqua a tutti, una Pasqua diversa, una Pasqua un po' no, che cambia un po', abbiamo sempre dove vedo Berto, saluta, Berto, cane esperto, e non possiamo non dedicare a Barzellettina una barzettina pasquale, la dedichiamo a tutti voi, quindi con l'augurio di una Pasqua meravigliosa, una Pasquetta ancora di più, e più stiamo a casa, prima usciamo, ed è questa barzellettina qua, che io racconto anche nei miei spettacoli, io cerco di anche, allora, periodo Gesù con gli apostoli, nel giardino dei Getsemani, periodo giusto. A un certo punto comincia per dire la sua parabola, arriva uno povero, sai, un po' tutto claudicante, Gesù ti prego, imponi le tue mani nella mia spalla e nel mio ginocchio, così io posso tornare a camminare come una volta. E Gesù impone la sua mano nella spalla, nello ginocchio, e questo comincia a correre. Miracolo. Arriva uno cieco, maestro ti prego, sono cieco dalla nascita, imponi le tue mani nei miei occhi, così io posso tornare a vedere. E Gesù si avvicina, impone le mani negli occhi del cieco, questo qua vede. A un certo punto arriva uno con 2 stampelle, maestro ti prego, sono storpio dalla nascita, imponi le tue mani nei miei arti, così io posso tornare a camminare e a correre come una volta. E in quello si inserisce San Pietro e dice, sì, momentino, non è che possiamo qua stare a vedere di tutti. Adesso vediamo, no? Maestro, vediamo, fai una cosa, adesso c'è la parabola, fai una cosa con le tue stampelle, vai dietro a quella casupola e poi ti chiamiamo. Bene, sta per cominciare la parabola e uno, Gesù! Gesù ti prego, imponi le tue mani nella mia gola così posso tornare a parlare come un uomo normale. Tutti mi prendono in giro, ti prego Gesù, imponi. E lì San Pietro dice, scusa un momentino, anche te, non è che possiamo... Allora, un momentino che adesso deve parlare Gesù, il maestro, vai anche tu dietro, la casupola c'è un altro fedele che aspetta, poi ti richiamiamo. Grazie! E questo va dietro la casupola. La parabola di Gesù, sta per la benedizione, San Pietro fa, maestro Gesù, abbiamo i 2 fedeli che attendono la tua parola. Ah già, è vero. E Gesù fa, ehi tu, uomo storpio dalla nascita, lancia le tue stampelle. E da dietro la casupola le 2 stampelle. E tu, oh minucolo, dalla voce da donna, grida, grida forte, è caduto. Signori, io vi auguro una Pasqua meravigliosa, una roba vergognosissima. A tutti buona Pasqua, ciao, ciao, ciao.